Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Alto e glorioso il Dio, che troviamo al numero 184. Alto e glorioso Dio, illumina il cor mio, dammi una fede retta, speranza certa e carità, dammi umiltà profonda e scienza che non confonda, nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, l'amore, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, siamo qui a iniziare questa giornata lasciandoci guardare dal Signore, lasciandosi abbracciare da Lui, dal suo amore, dalla sua bontà che ci fa crescere. Sapere che c'è un Dio che ci ama, ecco, questo ci dà la forza, la carica per poter vivere bene questo giorno come dono suo. Oggi celebriamo il 17 maggio e per noi francescani la memoria di un grande santo, San Pasquale Bailo, uno spagnolo, un fratello laico, quasi analfabeta, però la sua caratteristica era di saper stare alla presenza del Signore presente nell'Eucaristia. Era attirato, era innamorato di Gesù presente nell'ostia consacrata e aveva un dono particolare, nato nel giorno della Pentecoste, e aveva questo dono ricevuto dallo Spirito di sentire, gustare, saper gustare la dolcezza del Signore nell'Eucaristia. Chiediamo a questo santo la stessa fede, che possiamo fare anche noi la stessa esperienza, ecco. Apriamo il cuore e ci affidiamo a Lui, al Signore. Confesso a Dio Onnipotente, fratelli e sorelle, con molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che hai ispirato a San Pasquale un profondo amore per il mistero eucaristico, concedi anche a noi di saper attingere dal divino banchetto la stessa ricchezza spirituale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose
contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. I confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Alleluia, 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 alleluia. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore.
Allora, ieri abbiamo celebrato l'Eucaristia con la memoria di una grande santa, Margherita da Cortona. Questa donna capace, con la sua volontà, con la sua fede, a rinnovare la sua vita, a ritornare al Signore da peccatrice che era, per diventare veramente come il Signore sognava su di lei. È diventata una grande mistica e ha saputo mettere al centro della sua vita il Signore. Ecco, oggi il Signore, la Chiesa, la liturgia ci parla attraverso questo santo francescano del 1540, ma è una figura tanto cara all'ordine francescano, perché eccelle per Pasquale per la sua semplicità, per la sua fede spontanea. Lui fin da piccolo, pastorello, trascorreva tanti momenti di solitudine. Lui è originario dalla Spagna e lui trascorreva tanto tempo nella preghiera. Già fin da piccolo aveva questa predisposizione, un dono, sentiva questa voglia di Dio. E poi quando si è fatto frate, 18 anni, era attirato soprattutto dal sacramento dell'Eucaristia. Vedete, carissimi fratelli, il Signore con la sua parola, con l'esempio di questo santo, ci dice che se noi vogliamo diventare discepoli suoi, dobbiamo essere pieni di gioia e di Spirito Santo. Discepoli, i primi discepoli erano, terminata così la prima lettura, guardate che sono parole fondamentali per noi. Siamo tristi, ripiegati su di noi, sempre lamentosi, sempre infelici, inquieti, non sappiamo accettarci, non sappiamo avere quella pace interiore. I discepoli che accoglievano il Signore dalla predicazione di San Paolo erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Ma chiediamoci, ma io discepola o discepolo del Signore sono pieno di gioia e di Spirito Santo? Che cosa mi manca? Perché non ho lo Spirito Santo e la gioia? Probabilmente perché non sappiamo chiederglielo, non sappiamo stare alla presenza del Signore, non sappiamo, svuotarci di noi per riempirci, di questi doni, lo Spirito Santo e la gioia, che sono le noti qualificanti del nostro essere cristiani. Ecco, un confratello che era compagno di questo santo Pasquale ha testimoniato: in ogni circostanza io l'ho trovato pieno di dolcezza, di semplicità e di amore, in ogni circostanza, perché questo santo trascorreva, rimaneva in contatto con il Signore, viveva alla presenza del Signore, viveva con Gesù nel cuore, capite? E quando tu hai Gesù, hai la gioia, sei pieno di Spirito Santo, quando c'è questo contatto, in ogni circostanza io l'ho trovato pieno di dolcezza, di semplicità, di amore. E questo è un detto suo che vale anche per noi. Per acquistare la vita eterna, la concezione di quel tempo era voler conquistare la vita eterna. La nostra sensibilità, anche esperienza cristiana oggi, perché è una Chiesa in cammino che cresce, ci fa capire che non la si può acquistare la vita cristiana, è un dono, è una disponibilità che si riceve da Dio. Per acquistare la vita eterna è necessario sapere fare 3 cose, e queste sono le cose che credo valgono anche per noi.
verso Dio avere un cuore di figlio. Dio è tuo papà, tu sei figlio di Dio. Quindi vita eterna, proprio fare questa esperienza della paternità di Dio, avere verso Dio un cuore di figlio, puoi contare su questo padre. Verso il prossimo devi avere un cuore di madre, cuore di figlio, cuore di madre verso i tuoi fratelli, chi ti sta accanto. E verso se stessi avere uno spirito e cuore di giudice, essere duro con se stessi, buono con gli altri. Era il metro che usavano i santi. Noi invece siamo sempre indulgenti, sempre pronti a scusarci. Ma sì, va là, domani sarò migliore, gli altri non mi capiscono. Invece i santi, vedete, erano molto duri con se stessi e sempre indulgenti, sempre pronti a scusare i fratelli. Ecco che il Signore, attraverso l'esempio di questo santo Pasquale, ci aiuti ad innamorarci del Signore, a saper stare un po' di più con Lui, frequentare la Sua presenza per diventare buoni, dolci, amabili e per avere questo cuore di figlio e cuore di madre verso i fratelli. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, la nostra offerta, donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Pasquale serviamo il tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In San Pasquale e nei tuoi santi per il regno di cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli, ai santi,
con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Rosa, di Giuseppe e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, San Pasquale e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo perché diventiamo anche noi discepoli pieni di gioia e di Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come
ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Preghiamo. O Signore Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto nel ricordo di San Pasquale ci rinnovi nella mente e nel cuore perché possiamo comunicare alla tua vita immortale e divenire anche noi discepoli pieni di gioia e di Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu hai voluto Maria, madre di Gesù e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. O Maria Santissima. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Purissima, sei l'eletta del Signor, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nei cuori.
Plenitude, un'estate di vantaggi non è più solo un'idea, ma è l'offerta Fixa Summer, che ti dà il 30%. Passa a Plenitude entro il 25 maggio per ottenerla. Je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Cari amici, ben ritrovati da Giuseppe De Ventis. È entrata aria più fresca, abbiamo visto questo bel calo. Nella giornata di sabato un po' di instabilità sull'Appennino, nuvole in aumento, vedete comunque sulle zone di pianura dell'Emilia Romagna e del Veneto nel pomeriggio. E nel pomeriggio Alpi, Prealpi, soliti rovesci e temporali che da nord tenderanno a viaggiare verso le zone di pianura un po' più settentrionali del Veneto in serata. Vedete? Queste nuvole potranno apportare qualche rovescio di pioggia prima del miglioramento, che comunque nel corso poi della serata ci sarà netto sull'Emilia Romagna. Guardate le temperature, sono calate ma comunque valori di mezza stagione.